Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie Carla, grazie Alessandro e oggi continuiamo il giro di presentazioni appunto dei nostri giocatori nuovi arrivati di questa stagione. E prima di dare la parola ai giornalisti presenti vi faccio una domanda e vi chiedo a entrambi che cosa vi ha spinto a venire qui alla Reyer e se quello che avete trovato in questi giorni questo che avete vissuto in questi giorni rispecchia un po' quello che vi aspettavate. Sì, ho questo amore. La scelta di venire alla Reyer è stata molto semplice. Quando è arrivata la chiamata di coach Neven Spacker, da subito mi ha fatto capire quali fossero le intenzioni della squadra e quale fosse il programma che mi aspettava, quindi è stato veramente facile scegliere di venire qua. E i primi giorni hanno rispecchiato esattamente quello di cui abbiamo parlato, a squadra di altissimo livello, che vuole competere, che vuole correre, sarà un anno divertente. Sì, molto simile a quello che ha detto Ale. Quando ho ricevuto la chiamata è stata una decisione abbastanza semplice per me, un passo importante per la mia crescita, e da quello che mi ha spiegato gli allenatori come stile di gioco è una cosa di cui posso aiutare molto la squadra, e appunto in questi primi giorni, cercando di integrarmi nella squadra, appunto stiamo vedendo molte cose positive e appunto cose che seguono appunto quel tipo di gioco che è stato spiegato, che è uno dei motivi principali per cui sono venuto. Prego, magari vi presentate così iniziamo a conoscerci. Okay. Ciao ragazzi, io sono Beatrice Maglia, RTC Plus e Notizie Plus, innanzitutto benvenuti. Domanda per tutti e due, se doveste descrivervi, che cosa direste? Nel senso, quali sono i punti di forza che sicuramente porterete alla Reyer e che puntate a migliorare? Di sicuro tanta energia, tanta difesa, la capacità di essere uno che può coprire tanti ruoli, sia in attacco che in difesa, e poi appunto la mia crescita sempre di essere un punto più determinante in attacco, di migliorare sempre il tiro e queste cose qua. Punti di forza: provare ad aiutare la squadra buttandosi su palloni, sbattendosi in difesa. In attacco probabilmente tiro e qualche read, scelta in attacco post basso, quindi provo a toccare crescendo, aiutare la squadra in qualsiasi modo a vincere le partite. Giuseppe Margutti, Sportando. Per Alessandro, tu hai giocato anche all'estero, negli Stati Uniti. Quando ti è servito quell'esperienza e se poi la consiglieresti anche a un giovane giocatore di pallacanestro? Un'esperienza importante perché ti permette di passare comunque a un livello intermedio dal settore giovanile, dove tanti giocatori sono aggregati alle prime squadre, magari non hanno la possibilità di giocare o di provare comunque a partecipare ai campionati di un determinato livello, e la possibilità di giocare al college ti permette di entrare quasi già nel mondo dei professionisti o di semiprofessionismo, non perché vieni pagato, ma perché comunque ci sono giocatori che aspirano ad arrivare in NBA e che ci arrivano, quindi sicuramente un livello importante per la crescita, e decisamente sì, lo consiglio a tutti i giovani che possono fare l'esperienza. Uno, perché appunto si può crescere dal punto di vista tattico, tecnico, fisico, e perché comunque ti permette di continuare gli studi, cosa che so che in Italia è abbastanza difficile fare. A Carlo mi chiedo come è stato l'impatto soprattutto con coach Spacchia, che comunque è una storia di grande livello. Sì, no, mi sto trovando molto bene. Fin dal primo giorno lui ha subito spiegato il suo stile di gioco, come vuole che la sua squadra sta in campo, e rispecchia molto in questi primi elementi per come stiamo andando il fatto che lui vuole essere una squadra aggressiva che gioca ad alto ritmo, e questa è una cosa che appunto ogni giorno stiamo cercando di mettersi sempre più in pratica nei elementi. Ragazzi, benvenuti, Giacomo Revisa Gazzettino. Dove l'anno scorso siete stati avversari, quindi un attimo l'idea che vi eravate fatti, e poi anche quanto ha influito la possibilità di poter giocare all'Eurocup e cosa rappresenta anche per la vostra crescita in carriera. Sicuramente da sempre un obiettivo, un sogno mio è poter partecipare a una Coppa Europea, e l'Eurocup è una delle competizioni europee più importanti che ci sono, e partecipare con un club come la Reyer è un motivo di orgoglio e di voglia di crescere.
E basta, sì. Idem, praticamente la possibilità di giocare in una Coppa Europea è una crescita importante per la mia carriera, è un step che mi sentivo pronto di fare, e appunto grazie all'area che mi sta dando la possibilità di fare, ora tocca a me di sfruttare il meglio possibile e aiutare questa società e questa squadra di raggiungere obiettivi sia in campionato che anche in Europa. Ciao, benvenuti, Michele Contessa, Nuova Venezia. Volevo chiedere a Carlo come è stato l'impatto ad arrivare in Italia così giovane a Biella e le difficoltà che magari puoi aver incontrato. Avevi 15 anni? Sì, sì, no, è stato molto difficile i primi anni, ovviamente spostandosi da Londra a Biella, che sono due città molto diverse, e mi sono messo un po' a abituarmi a ambientarmi nella cultura italiana, nella cultura biellese, però dopo che ho iniziato a giocare le cose diventavano un po' più facili con l'aiuto dei miei compagni di squadra, con gli allenatori che avevo. Dopo un po' mi son trovato sempre un po' più a mio agio, poi con il passaggio del tempo sono riuscito a capire bene come starci anche in Italia, anche in un posto come Biella, che era tanto diverso da quello con cui ero abituato, però mi è servito molto per maturarmi, per crescere come persona più che altro, perché spostandomi da casa senza famiglia, senza amici a quell'età lì non era per niente semplice, però appunto ho dovuto vivere un'esperienza non semplice, mi ha aiutato molto a crescere come persona, come vedere il mondo in un altro modo. Ecco, mi chiede Alessandro se prima di passare al basket, essendo di Bolzano, avevi praticato anche altri sport magari più vicini all'inverno, e come è stato vincere la Coppa Italia? E come sport ho sempre solo giocato a basket, i miei genitori, mia mamma giocava a basket in A2 a Bolzano, mio padre invece allenava, quindi sono cresciuto su un campo da basket e non ho mai pensato di cambiare sport, anche perché non era possibile. Però ho praticato un po' di sci in inverno. Come vittoria della Coppa Italia è stata fantastica, è stata un'esperienza unica, era una squadra che non si aspettava la vittoria fino a probabilmente alla finale. Quando siamo andati in finale siamo detto perché no, proviamo a vincere tutto quanto, vediamo cosa succede. Posso fare una domanda? Ai nastri di partenza, vedendo il roster, secondo voi il gap con le due grandi si è un attimo diminuito, oppure secondo voi sono sempre le grandi favorite Milano e Bologna? Ovviamente è normale che portano loro due i favoriti, però sai, quest'anno ci sono tante squadre che hanno fatto dei cambi, dei miglioramenti, quindi sono tanti roster diversi, ovviamente non parlano i nomi su fogli, parlano quello che succede in campo, quindi ovviamente noi partiremo con l'obiettivo sempre di vincere il più possibile, e appunto cercando di arrivare più fino in fondo possibile, appunto combattere con chi troviamo davanti. Ecco, facevo una cara, se ti aspettavi la rivoluzione che c'è stata a Pistoia anche a livello societario, con l'arrivo di un presidente che ha giocato qua per qualche anno fa, per qualche mese, nella Reia. Sì, no, è stato un cambiamento abbastanza grosso per Pistoia, le cose hanno cambiato abbastanza, ma si vedeva anche un po' durante l'anno passato con l'arrivo dei nuovi presidenti e tutto. Io auguro a me e alla mia vecchia squadra, ho ancora tanti amici che sono lì, ovviamente spero che le cose per loro vanno bene, a parte contro di noi, no, per il resto appunto c'ho solo buoni ricordi lì, quindi appunto spero che trovano che continuino sulla strada dell'anno scorso, appunto che stanno bene. Alessandro, ritrovi? Le carte anche lui, se ti fa un'analisi che ti sto prima. Milano e Bologna sono sempre le favorite sulla carta, però come ha detto Caro prima, quando si scende in campo tutti possono vincere contro tutti, e quindi non importa il nome che c'è sul roster, ma la chimica di squadra è la cosa più importante. Senti Alessandro, ritrovi anche Tyler Dennis in questa squadra, che è un leader. Che giocatore è? Ce lo racconti, visto che c'è stato un anno insieme? Come detto te, è un leader, è un giocatore che in attacco a cui piace passare la palla, distribuire assist, è un giocatore che gioca per gli altri, che si sbatte sempre in difesa, che fa
prova sempre a fare la scelta giusta in attacco senza forzare nulla come ha fatto l'anno scorso. Assist, short roll, alley-oop, tiro da 3 punti, è un giocatore completo, un giocatore di alto livello che ci aiuterà molto quest'anno.